Insomma, vabbè, dobbiamo fare il Guglielmo. Abbiamo beccato chiusa l'unica. Gli unici 2 giorni che dobbiamo fare noi la strada, che fortuna ma che 30 passi non è male. Cosa ne pensi di questa fortuna, Barbara? Buonissimo. Bello il ponticello qua, però non so se è molto infido. Sì, l'acquedotto. Questo ponte qua, se sai sopra, mi sa che passa sotto. Secondo me sì. Vedi? Faremo la prossima volta il Guglielmo. Non è difficile, eh? No. Non è neanche tanto ripido. Scusa, Babi. Non è neanche tanto ripido. Vai, Babi! Dai che non ti ferma niente. Ricordiamoci qua per tornare indietro. Sì, basta scendere sempre. O no? Ah, perché ce n'è un altro che scende? Ah sì, è vero, non me l'ho accorto. Ti ho detto che valeva la pena. O no? Sai che montagna è quella lì? Vabbè, con coraggio. Su. Sì, sì, sì. 30 passi. Non è vero. Ma lei non vedi che c'è la croce? Quanto mi metto io c'è del sole? Sì, da qui, lontana chilometri. Ma che... Qua? Sembra così. Che esagerata, guarda. Che panorama, Barbara. Che panorama che ti ho portato. Dopo tutti i lamenti anche. Che bello. Non lo puoi negare, Barbara. O sbaglio? E Barbara? Non mi hai detto risposta? Ovunque visto. Bello l'anticino, ma... Visto che c'è il lago anche dall'altra parte? Questo? Certo è il lago di Iseo. Sì, sì, è sempre lo stesso. C'è su quel signore lì. Io non so perché ci ha messo la croce. A noi interessa la cima. Vabbè, siamo arrivati.
impressionante qua, che roba. C'è un'altra croce lì. Visto che panorama, vabbè. Dai che siamo quasi arrivati tu. Quella croce lì mi sa che non so che rozza è, ma... Cosa? Io non vado lì, Ah, neanche io, non accontentiamoci di questa. Vabbè, l'ultimo sforzo, su. Faticoso, su. Lì. Grazie di panorama. Andiamo a vedere chi ferma. Numero 1. Ormai la vetta è tua. Risultanza d'obbligo, no? E vai! Va, vabbè. Schia. Bella. Grazie. Occhio, io tocco la croce. Ne vale la pena, no? Sì, no, ma c'è spazio, tranquilla. Bello, vabbè. No? Che niente. Ciao! Bravo! Bravissimo! Stavo così lì. Cosa? Vedi, ecco. Guarda là, è l'over. E allora, signorina, cosa ne pensa di questa salita? Diciamo che si può classificare nella media, così è solo un po' tirata verso la fine, insomma, ma se uno è un po' in forma riesce a farla tranquillamente. Tra l'altro era una giornata non molto calda e con temperature insomma Gradevoli. e insomma è aria secca, quindi non si faceva tanta fatica. Sì, beh, anche il panorama, cosa mi dici? Il panorama merita tantissimo e la vetta come panorama più bello che noi abbiamo mai fatto, quindi subito al primo posto. Comunque è facile, dai. Sì, facile. Quindi facile. 8? E un 7,5. Ma no, 8, dai. Che 8, no? Brava.
Barbara? Ancora?